Il presidente della regione siciliana Renato Schifani all'8° posto nella classifica del Governance Pool 2026 effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Giuliana Micichè. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, si colloca all'8° posto nella classifica del Governance Pool 2026 realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, con un indice di gradimento del 56% e una crescita del 13,9% rispetto al giorno della sua elezione. In testa alla graduatoria si piazza Antonio De Caro, presidente della Puglia, con il 66% di consenso, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, al 65%, entrambi al primo anno di mandato e in aumento rispetto al risultato elettorale. Terzo posto per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%, sostanzialmente stabile rispetto al voto. Al quarto posto, entrambi al 60%, si collocano Roberto Chiuto, Calabria, e Alberto Cirio, Piemonte. In sesta posizione il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, con il 57%, in crescita del 2,3% rispetto alle urne. Al settimo posto Eugenio Giani, presidente della Toscana, con il 56,5%, anch'egli in aumento rispetto al consenso elettorale. Schifani condivide l'8ª posizione con Vito Bardi, presidente della Basilicata, in lieve crescita rispetto al dato elettorale e in miglioramento rispetto all'anno precedente. Chiudono la top 10 Roberto Fico, presidente della Campania, in calo di 5,6 punti rispetto al voto, e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, in crescita del 2,6%. Il Governance Pool 2026 ha coinvolto le regioni a elezione diretta e 92 comuni capoluogo, con sondaggio svolto tra aprile e giugno 2026 tramite interviste telefoniche assistite da computer e questionari compilati online su campioni rappresentativi per genere, età e area di residenza.